Parla tifoso dell'Azzurra. Sono il tuo presentatore e sono qui per darti un'altra entusiasmante novità sul nostro team. Prima di iniziare, non dimenticare di mettere mi piace al video e di condividerlo con i tuoi amici napoletani, così potremo festeggiare insieme questo traguardo. Oggi vi portiamo un'intervista esclusiva con l'ex difensore napoletano, Fauzi Ghoulam, che ha parlato dell'attesa che il Napoli vinca lo scudetto. Ha ritenuto che il ciclo bianconero fosse difficilissimo da spezzare, ma che ora il Napoli possa finalmente sognare di vincere lo scudetto. Ghoulam ha persino individuato i suoi ex compagni di squadra come Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens come giocatori eccezionali e uomini di carattere. Ha anche citato i giovani giocatori della squadra, che hanno risposto bene alle pressioni e hanno visto un grande potenziale, come Kvaratskhelia, che ha avuto una stagione perfetta. Per Ghoulam lo scudetto non appartiene solo alla squadra, ma a tutta la città di Napoli. Ha sottolineato che la cosa più importante è vedere la felicità e la festa dei napoletani, poiché la città meritava questa gioia da molto tempo. E voi tifosi napoletani, cosa ne pensi di questa intervista? Condividi le tue opinioni e aspettative per il futuro del Napoli nei commenti. Quale giocatore della squadra pensi abbia il maggior potenziale per distinguersi la prossima stagione? È commovente vedere ex giocatori del Napoli come Ghoulam mostrare così tanto amore e rispetto per il club e la città. Sanno di rappresentare qualcosa di molto più grande di una semplice squadra di calcio, ma una comunità appassionata adornata dalla sua storia e cultura. E adesso tifosi napoletani, un'ultima domanda per te. Come ti senti a vedere giocatori come Ghoulam onorare e valorizzare così tanto la storia e la cultura napoletana? Condividi le tue riflessioni nei commenti e festeggiamo insieme questa passione per il Napoli. Forza Napoli sempre!